una bella casariccia con salsiccia, friarielli, provola e parmigiano. Che dici da prima fa? E già, pigliate carta e penna e venite a presa a me. Una cosa, pigliate una bella caccavella e 2 spicchi d'aglio e li fate soffriggere. Piacere, ci mettete un poco di cerasiello, un po' di peperoncino. L'aglio è diventato bello biondolillo, lo togliete. Adesso nell'aglio e olio che abbiamo soffritto ci andiamo a buttare le salsicce sbriciolate. Adesso unite una goccina di vino bianco e fate evaporare. Adesso togliete le salsicce e mettetele da parte che ci serviranno dopo. Faccio spruccare una caccavella nello stesso olio che avete fatto il salsicce, ci buttate i friarielli, un po' di sale e li fate appassionare. Capite che significa appassionare? Li fate ammosciare, li fate ammorbidire. Ecco qua, vedete? Si sono ammosciati. Ancora 5 minuti e siamo pronti. Tempo mi taglio le provolette di bufala. Guardate come sono belle. Prendete i friarielli dalla caccavella e metteteli nel boccale del mixer, perché mo andiamo a fare una bella crema di friarielli. Ecco qua. L'acqua bolle e io vado a buttare la pasta. Io ho usato le casaricce, ma voi potete usare quello che volete voi. E lì non li dovete cuocere troppo, perché sennò non mantengono questo bel colore di verde, vedete? Brillante. Petto che è stato rilasciato dai friarielli prima che li facessi a crema ci servirà. E adesso unite la crema di friarielli e la caccavella. Adesso unite il parmigiano, mescolate e facciamo un'altra cremina. Ecco qua, adesso prendete direttamente la pasta dall'acqua di cottura, lo buttate nella cremina di friarielli. Ecco, vedete? Iniziate a girare, tenetevi sempre un po' di acqua di cottura che vi può servire. Adesso uniamo le salsicce e le provolette di bufala. Ecco qua. E adesso assaggiamo. Vediamo. E mo buon appetito e buona giornata a tutti quanti.